Dopo 7 anni la Sardegna si è di nuovo tinta di rosa con il Giro d'Italia, che in occasione del centenario è partito dall'isola con le prime 3 tappe. Ad Alghero la festa per l'inaugurazione e la partenza della prima tappa fino ad Olbia, la seconda tappa lungo l'orientale sarda sino a Tortolì e la spettacolare tappa conclusiva sino a Cagliari, con il Mestrale a rendere difficile la vita dei corridori. È aria di festa quella che si respira al passaggio della Carovana Rosa, un evento sportivo e popolare che ha coinvolto grandi e piccoli. Intere famiglie di tifosi, turisti e residenti riversate lungo le strade hanno salutato la Corsa Rosa. 45 comuni sardi interessati che hanno esibito le proprie bellezze a livello mondiale tra esposizioni di prodotti tipici e panorami mozzafiato. Un percorso variegato, quello della seconda tappa, come ci racconta Emanuele Casini di Radiolina. È stata una bellissima volata, una bellissima tappa, saliscendi, montagna, molto impegnativa, nello stesso tempo però molto bella da vedere sia in TV, per coloro che non sono potuti venire qui, e sia per chi ha fatto la carovana e anche all'arrivo. Protagonista di questo Giro 100, dunque, non solo lo sport, ma la calorosa partecipazione e ospitalità del popolo sardo. La bellezza di una terra che tra montagne, mare, buon cibo, tradizioni, colori e profumi ha fatto dell'isola una vetrina importante per il turismo internazionale. Tanta la soddisfazione del ministro dello sport Lotti, che ai microfoni di Reporters TV ha dichiarato: il Giro d'Italia è sempre bello perché coinvolge tantissime persone, perché è un'occasione di festa, un'occasione di sport, è un'occasione di popolo. La Sardegna ricorderà il Giro e il Giro ricorderà la Sardegna.